continua quella esperienza positiva perché le nostre imprese attraverso le aggregazioni in consorzi o società consortili specifiche possano raggiungere quella massa critica per essere capaci di intercettare anche i mercati esteri e internazionali. Quindi in questo momento particolare credo che il sostegno ci debba essere e vada accelerato, perché in un momento di maggiore difficoltà è chiaro che la forza propulsiva nella ricerca dei mercati deve essere rafforzata. Io credo che lo sforzo della Regione ci sia. Nella legge 16 che seguirà a questo bando abbiamo anche fatto delle iniziative di sostegno ulteriori, perché è uno dei temi che ci è stato chiesto dalle attività economiche di incrementare. Da un lato l'innovazione e ricerca, quindi la capacità di competere nella qualità dei prodotti, dall'altro anche quella che deve essere la capacità di poter esportare i nostri prodotti in tutte le parti del mondo. A fronte di un calo delle, diciamo così, mercati tradizionali, noi dobbiamo dare la forza al sistema delle imprese di trovare mercati nuovi, e credo che attraverso queste promozioni in forma consortile si possano favorire anche le piccole e medie imprese, che sono il tessuto portante del nostro territorio veneto.